Hanno percepito senza averne i requisiti il reddito di emergenza, misura stabilita dal governo nel 2020 e successivamente rinnovata per sostenere le persone e le imprese in difficoltà economica a causa della pandemia. Sono 101 i migranti individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso quali indebiti percettori della misura di sostegno per un totale di oltre 200.000 euro. Non ne avevano diritto in quanto privi di uno dei requisiti principali, ovvero la non ospitalità presso strutture poste a carico integrale dello Stato, quindi oltre a quelle sanitarie anche i cosiddetti centri di assistenza, centri di accoglienza straordinaria per stranieri. I 101 soggetti sostanzialmente erano soggetti provenienti da paesi dell'Africa centrale e subsahariana che erano alloggiati presso i principali centri di accoglienza straordinaria della provincia. dalla caserma Serena all'ex Zanusso alle strutture di accoglienza di Vittorio e Onè. Alcuni di questi 101 stranieri sono ancora ospitati nei centri, altri se ne sono nel frattempo andati. Tutti sono stati individuati e segnalati alla prefettura di Treviso. Per l'irrogazione delle relative sanzioni che arriveranno fino a 600.000 euro, oltre che la segnalazione all'INPS per il recupero delle somme sin qui indebitamente percepite dai soggetti e l'immediata interruzione dei relativi contributi ancora in essere. Non è escluso che l'indagine abbia un seguito volto ad accertare se vi siano anche altre persone coinvolte nella frode. È chiaro che sostanzialmente possono esserci degli sviluppi che ci riserviamo di produrre e finalizzati proprio all'individuazione di un eventuale sistema posto a sostegno di queste condotte illecite.